Il vento che ha soffiato ieri pomeriggio ha impedito l'attracco della nave Quarantena Allegra a Lampedusa per il trasbordo di migranti, mentre un altro gruppo di circa 17 è stato salvato al largo dell'isola dalla guardia costiera in direzione del porto. Una situazione davvero difficile che è nuovamente esplosa per il mare calmo e la temperatura mite nella più grande delle isole Pelagie, mentre pian piano si svolgono le operazioni per svuotare l'hotspot di Contrada Imbriacola al collasso con oltre 1500 migranti. Anche il governatore Musumeci è intervenuto invocando l'intervento del governo Draghi e dell'Unione Europea che hanno lasciato sola la Sicilia e l'isola di Lampedusa. Non è con la buona volontà che si risolve il dramma umano dei migranti nel Mediterraneo. Tutti sanno che nelle prossime settimane moriranno altri innocenti, quasi sempre donne e bambini, nel loro disperato viaggio verso le coste siciliane, ma nessuno muove un dito né a Roma né a Bruxelles. E Leoluca Orlando, presidente dell'ANCI Sicilia, ha lanciato la proposta di un servizio civile europeo in collaborazione con le ONG per soccorrere e salvare in mare la vita dei migranti. Mentre la politica in Italia si attarda in polemiche e prese di posizione sulla mobilità urbana internazionale, si sta consumando nel Mediterraneo una strage di migranti naufraghi. L'Unione Europea attenta in questo tempo e finalmente ai diritti, a partire dal diritto alla salute, non può girarsi dall'altra parte, dichiara Orlando, lasciando alle divisioni politiche in Italia di consentire la morte e le sofferenze di migliaia di persone. Si attivi subito un sistema di salvataggio. Da Lampedusa ieri 200 migranti sono stati trasferiti con il traghetto di linea Sansovino diretto a Porto Empedocle, mentre in sovraccarico l'hotspot di Lampedusa ha lasciato sulla banchina almeno 200 persone. La priorità di ingresso all'hotspot, spiegano dalla prefettura di Agrigento, è stata data ai soggetti vulnerabili, alle donne e ai bambini. Montata anche una tenda ieri pomeriggio sul molo Favarolo per riparare dal sole e dall'umidità i migranti. Tutto questo accade mentre un'altra tragedia avvenuta ieri nel mare Mediterraneo con l'annegamento di 5 persone, tra cui un bimbo, intercettati al largo dalla guardia costiera libica.